accettando la testimonianza di Giovanni e degli altri apostoli, possiamo essere in comunione, tutti insieme tra di noi, e soprattutto possiamo essere, come Giovanni dice nella prima lettera, nella prima lettura che abbiamo ascoltato, possiamo essere in comunione con Dio Padre e con il suo Figlio Gesù Cristo. Devo dire che il contesto induce piuttosto che alle parole, all'adorazione, alla contemplazione. Le mie parole sono veramente poche e semplici, oltre che di ringraziamento, di gratitudine per quanto Sua Eccellenza nell'omelia ci ha detto, l'ammonimento ad essere testimoni di speranza, ad essere costruttori di speranza, in un momento nel quale la crisi economica, le difficoltà della vita di tutti i giorni rischiano di indurre alla rassegnazione, all'apatia, all'abbandono. È tanto più necessario non essere solamente testimoni passivi, ma occorre una presenza, occorre una fattiva azione per porre nelle condizioni tutti i nostri fratelli di affrontare con più speranza il futuro. Con questi sentimenti porgo a nome dell'amministrazione comunale a tutti quanti voi qui presenti anche gli auguri, che il futuro sia per noi e per i nostri figli un po' migliore di quello che ci tocca di vivere noi adesso. Un appello all'unità, alla pace e all'amore tra gli uomini e una riflessione sulla crisi che attanaglia i Sulcis. Questi temi che hanno caratterizzato la tradizionale messa di fine anno nelle grotte di Sudas. Ad ufficiare il rito religioso nella sala dell'organo, una delle più suggestive del complesso turistico di Monteneana, è stato Monsignor Giovanni Paolo Zedda. Il vescovo della diocesi di Iglesias, nella sua omelia, ha voluto porre l'accento sulla necessità di una maggiore coesione e unità tra gli uomini. Intorno al piccolo altare, allestito sotto una suggestiva volta di stalattiti e stalagmiti, i parroci di diversi centri del Basso Sulcis. Sullo sfondo il presepe in pietra di Gianni Salido, lo scultore di Sant'Antioco, scomparso poco più di un anno fa. Una rappresentazione della Natività nella grotta che quest'anno ha celebrato i 20 anni dalla sua inaugurazione. A chiudere la funzione religiosa è stato un coro gospel in tournée nei Sulcis nell'ambito della manifestazione musicale Gospel Explosion. Alle parole del vescovo hanno fatto seguito le riflessioni di Cristiano Irriu, sindaco di Sant'Anna, che non hanno trascurato il particolare momento di difficoltà che le famiglie del Sulcis vivono a causa della grave crisi economica ed occupazionale in cui si dibatte il territorio.